per i miei. Mm. Gli avevo mandato dei poncho e me li ha portati lui, gli ha detto beh, non li poteva portare con me. Lui rientrava e mi ha portato questi. Ma quelli che ci ha fatto vedere ieri? No, i poncho, Ah, ah. proprio Sì, 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 fatti. sì. Ah, quelli quindi tu li hai mandati Lui me l'ha portato questo e poi perché sapevi che stava sì, poi rientrando siamo lui. andati a trovarli in Svizzera. E Mhm. questo è un giapponese che eravamo insieme nella camera. Quante persone di quelle che hai incontrato durante il viaggio poi hai continuato a frequentare dopo, a sentire dopo? Eh, Heinz, Luigi, Luigi, cioè, quindi allora ripetiamo, Luigi, Giampiero Croce di Roma, quindi allora Luigi, era Luigi Torri, Torri, pizzaiolo sì, 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 in Australia che tu hai conosciuto durante il viaggio da Sydney al sì, Messico. sì, Ok, sì, e qui... Acapulco. Acapulco Mm, siamo scesi anche lui, abbiamo mhm. fatto una cosa e poi siamo saltati e poi siamo andati a trovare l'Italia. Ho capito, poi Giampiero Croce l'hai Quindi, conosciuto invece nel Laos. no, no, Giampiero Croce è romano, lui era incontrato a Quito, A Quito, a Quito, nel Corazon di Quito, qui, nel cuore di Quito. Mm. nel Corazon, aspetta, Queste sono le monete che hai raccolto, un le pochettino, banconote che hai raccolto un in giro per il pochettino, mondo. voilà, voilà, voilà. L'ho conosciuto qui, Hotel de Gran Casino, nel Corazon di Quito, precios cómodos, para estudianti, telecreaciones, tarife, E lui che faceva lì? ma lui faceva lo stesso con una sua amica che si chiama Claudia, facevano il viaggio lo stesso per un paio di mesi. Mm. E con loro poi siamo visti lì e poi è quello che ti stavo dicendo quando stavo salendo quella salita grande, Sì, che poi hanno tirato fuori la testa da vedi, ma hanno visto e ci ha detto, ah, sì, Cusco, sì. abbiamo fatto Cusco insieme dove c'ho le foto con loro. Ho capito. Però lui Eh, poi l'ho perso, poi Heinz, Heinz, l'hai visto Luigi Croce, poi c'è stato Rita Gessler, quella italiana Mm, austriaca che ci abbiamo contattati, Gianni Bianco, sposata con una sarda, mm. con Josiane Pili, che ha verso Cagliari, E questo e dove l'hai incontrato? a Bandiamiere, dopo quando erano partiti con la Renault 6, Ah, incontrati lì, avevano dei cavalli, poi ci siamo incontrati di nuovo a Kathmandu, o a Hasar sempre, e poi lui ha visto, quando era in Sardegna, suo nipote in Francia ha trovato qualcosa di me e l'ha fatto come si chiama? incorniciare? No, 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 è passato come hai fatto tu adesso per Heinz, Ah, l'hai mandato in su internet. internet, Mhm. e Gianni Pili ha detto, Gianni Bianco ha detto, eh, francese, di origine sarda, Non può che essere lui. in bicicletta Mm. il giro del mondo, poi siete libero. Erano in Corsica, erano in Corsica, mi telefona mia moglie e fa, pronto? La famiglia manca libero? Dice sì, chi è? Sono Giovanni Bianco. Dice io non lo conosco. Il libero manca? Sì, ha detto. Vabbè. Dice guarda, arriverà verso stasera, io lavoravo, verso le 8. Alle 8, mi chiama. Pronto? Libero manca? È ciclista? Ho detto, boh, è un tempo sì. Mm. Dice, ti ricordi di me? Bandiamir, Bamian? Due cavalli rossi? Oh me, che cazzo? Dopo tanti anni, eravamo già qui. Mi fa, quando ci incontriamo? Ho detto, io avevo detto alla Giuni. Dice, noi siamo in Corsica. Siamo in Corsica, dice Santa Maria di Galura, arriviamo, sono 200 km, troviamo. Certo. Ho detto, cazzo lo riconosce. Che io non lo riconoscevo, sono arrivati lui, mi aspettate la strada, giù passa questa macchina, ma non sapevo che erano loro. E che in tanti anni cambia, io Certo. avevo la barba nera, adesso avevo non aveva più barba, i capelli erano bianchi come Mhm. noi, e la moglie mi ha cambiato lo stesso. Poi abbiamo dormito qui, poi siamo andati a Posa, abbiamo girato un po', e, e adesso siamo sentiti da poco. Adesso sono 2 o 3 mesi che non li sento. A lui è stato anche male anche lui, quindi con Giuliano Pili, che parla francese perché è nata in Sardegna però poi abitava in Francia. Mhm. E quindi mi ha detto passeremo a trovarti da Giuni, venite perché un periodo erano a Napoli che avevano comprato qualcosa lì. Ho detto no. Poi siamo partiti a Cuba quest'anno, in viaggio ancora, poi lui si è sentito un po' male e adesso Comunque li senti sì, sempre, sì, insomma, li sì, sentite sì, c'ho il sempre. numero di telefono, se voglio li chiamo anche da zero, ad esempio, però diceva che veniamo, ha detto no, io non posso spostarmi a Napoli, non è possibile. Mi hai E fatto vabbè. vedere prima che E che qualcheduno, facevi dei disegni anche nel... allora qui c'è Quanti sono in tutto i quaderni?
Adesso 8 no, però l'ultimo non è stato finito, No, eccolo. perché era la fine Eccolo. del viaggio. No, quindi era piegato male. Ah? Era piegato male. Quindi c'è la copertina. Eh? Magari la c'è, copertina no, magari c'è però- qualcuno che manda... 3, c'è scritto Ecco, 3. l'ho trovato adesso, era piegato male, va, capito? Sì, Però sì. ci sono le date, quindi io Brilli. continuo così come... D'accordo. Capito? Sì, sì, Io sì. continuo fino alla fine e faccio Oh, finta... poi c'è qualcuno mancherà qualche pagina pure perché a Sì. forza di aprirli, stracciarli, tirare... Io poi adesso questi, questi fotogrammi me li leggo tutti. Se ho qualche dubbio o qualche cosa io ti chiamo per chiedere, capito? Quando poi torno da Zachena. Vedi, questo è l'ultimo, quindi non l'avevo finito perché avevo E finito... questo era il numero 9. Avevo finito il 6 dicembre, l'ultimo è questo, l'ultima pagina è questa. Quindi tu poi il viaggio di ritorno non l'hai raccontato. Vabbè, il viaggio di ritorno è in aereo, quindi. Sì, dopo ringrazio quelli che mi hanno aiutato. Ecco, no, però è scritto ecco la fine del viaggio. Sì. Che ha durato per ben 18 mesi, percorrendo per ben 38.500 km, dove sarebbe difficile descrivere tutte le brave persone che mi hanno aiutato moralmente e Forse e fisicamente. fisicamente lungo le strade del mondo. Un grazie Basterebbe. non basterebbe. Non basterebbe. Mm, Mille grazie. prese polli e patate, paese delle grandi Perché cordigliere, dove più di 1.000 chilometri nell'itinerario a quota entro i 4.000, i 5.000 di 1.800 metri sopra il livello del mare. Ancora oggi sento le gambe pesanti, spettacolo dopo spettacolo, da sogno mi condusse fino qua alla Pass, dove scrivendo, quindi la Pass, è 3.800 metri, la capitale. dove scrivendo queste righe rivivo tutte le immagini del mio fantastico viaggio. Per certi è stata la pura Sogno? follia che ecco. io abbia realizzato un sogno da tempo desiderato. Ecco la fine del viaggio. Ecco. Ragazzi. Tu l'aereo per rientrare l'hai preso da? Dalla Paz. Dalla La Paz. Paz, poi abbiamo fatto scala a Lima. Ah, in Perù? Era un piccolo aereo. Mhm. Poi abbiamo preso il Boeing 727 Mm. e poi abbiamo fatto scala a Quito, in Ecuador, poi a la capitale della Colombia, Bogotà, Bogotà? a Caracas, Ah, e, poi Venezuela. e poi di notte si è fermato. Quindi ha fatto un sacco di fermate Sì, questo sì, aereo. poi di notte non siamo scesi perché era buio, verso le 3 del mattino, 4. Mm. Verso un'isola di Santa Maria possibile, dentro la Spagna e Mhm. il mare, diciamo là. Si è fermato lì, però non siamo scesi. E poi sei arrivato a A Parigi? Parigi, sono arrivato a Parigi alle 5 di sera, poi di Parigi ho cambiato un altro piccolo aereo che mi ha portato a Lione. Ah. A Lione dove tutti mi stavano aspettando lì, Ho tutta capito. un'ottantina di persone. 80 persone che aspettavano a forse Lione. Sì, sì. Tutto il club, amici, familiari, fratelli e sorelle, nipotine, tutto. Io la grafia qua la capisco perfettamente. Non è tanto. No, No, io ce n'è una parte un po', i primi, Francesco, i primi sono difficili. sono difficili. Mm. Ah, qui poi vedo che tu hai fatto praticamente una sorta di riassunto di tutto, perché qua ad esempio parli di Afghanistan, Sì. Herat, 53 gradi, l'ombra, mamma mia. Oggi mi trovo alla Paz 14 gradi. Vedi? Quindi qui hai, È un pochettino quello è quello che... quindi hai riassunto qua in sostanza. Perché La questa è una la cosa Paz che... 2,1275. perché questo è l'altitudine, guarda, 3.816 metri, 14, 16, in conclusione c'è solo nel cortile dell'albergo, Temperatura 14 gradi. 14 gradi, sono le 9 del mattino, mi viene in mente Di vedere il mio di vedere viaggio. il mio viaggio. Dopo la partenza di Voiron, paese in cui ho vissuto per 9 anni, dove c'è stata la partenza di questo bellissimo viaggio, rivedo la partenza con Michelle, sono le 5 del mattino, lunedì, Sì. lacrime negli occhi, partiamo verso la Svizzera, dove ricevo l'accoglienza della prima notte, il vice sindaco, Perché erano al corrente che partivamo, perché avevano visto questa ci diede carta bianca per mettere la tenda nel cortile del municipio. quello che ti ho raccontato ieri, Certo, non è che, no? sì. Poi ci sono qualcosa che ho aggiustato un po', magari ho messo una parola in più perché magari ti ritorna. Qui è francese. No, Sì. dove? Beau voyage. Questo è scritto in francese. Questo è francese, pesa un sabato, 6,1275. Sì, Mercoledì, è questo è francese. francese.
mardi, dimanche, Embener, un'ora di ginnastica, Avantus. prima di tutto. Ah, tu facevi ginnastica la Un mattina? pochettino sì, più che a me, per avere la forma un pochettino, beh, dipende quando non facevi bici, ma ti fermavi un giorno. Rien segnalé, allora niente da prescriversi. Ah, riposo. RAS vuol dire rien Ras, a segnalare, sì, niente da sì, segnalare. riposo assoluto quel giorno lì. Hai capito? Se c'erano giornate Ras, vuote, rien a e niente lui a segnalare. scriveva, annotava la sigla RAS. Rien a segnalare, niente da segnalare. Scrivevo quello lì. Questo è tutto in francese. Sì, Questo è sì, il sì, 9, sì, poi sì. l'8. Aspetta, non sono qui allora. No, qui. Questo. 6, 7. Ce n'è lui uno, no? Da valore questo. 7, 5. No, aspetta, c'è 6 questo. Ah, ok. 6, 6, 7 e poi l'8 forse ce l'ha lui, Possibile. Secondo me no. Ah no, Eccolo qua, l'8. Quindi questo. questo Questo è settembre 75, la prima ora del mattino, al fresco mattino, il sole è già alle porte, decido di riprendere la strada, sempre lungomare, il vento è già presente dove non mi permette di fare grandi... velocità o distanze? Le tappe sono le percorsi, Sì, sì, sì. perché a volte mi viene in francese, Certo. è più facile per me, è vero, perché ho vissuto lì 20 anni. Per fortuna la strada è bella, anche 9 se anni. delle volte trovo dei tratti coperti da sabbia Ah, sì, portata lungo dal il vento. lungo La il mare giornata è stata calura, calma, È stata calma. fino tardi pomeriggio, dove dei giovani mi seguono in macchina, Quello c'è una avventura. sono Sì. 4, mi sorpassavano e poi mi fermano, ripassano e... Mi stavano provocando. Ah,